Oltre a quello che stavate dicendo anche in studio, c'è da sottolineare appunto l'arrivo del famoso Apocalisse, quindi questo caldo proveniente dall'Africa che innalzerà ulteriormente le temperature anche nel nostro territorio. Pensate che per la prossima settimana c'è il rischio di toccare anche i 40 gradi. Parliamo oggi con Franco Zecchinato, presidente della cooperativa agrobiologica El Tamiso. Siamo proprio a Padova Sud, siamo alle porte appunto di Padova, siamo nella sua proprietà. Un esperto di agricoltura con un qualcosa in più, ci aggiungo, cioè il biologico, quindi un occhio di riguardo sicuramente per la natura. Dal nostro arrivo nella sua proprietà continua a lamentare il fatto di sentire da lontano il motore delle macchine agricole che in questo momento stanno utilizzando a più non posso l'acqua. Mi ha detto Emiliano, l'acqua sta finendo, quindi è inutile sprecarla continuamente e ci sono anche altre possibilità di utilizzo della risorsa idrica. Presidente, le lascio subito parola, le chiedo innanzitutto di raccontare quello che ci stava dicendo, cioè che le piante sono quasi a un secondo ciclo produttivo, le patate mi diceva stanno buttando fuori ancora altre patate e ci sono addirittura nel suo campo le fave che di solito non sono tipiche del nostro territorio. Le lascio la parola. Vabbè, grazie, buongiorno a tutti. Queste battute che ha ricordato il nostro cronista, sì, sono vere, stanno segnali che sapevamo già che dovevano arrivare, non sapevamo quando e quando ce ne accorgiamo probabilmente è un po' tardi. Nel senso, le patate, ci siamo accorti in questi giorni, pur essendo ancora verdi le piante, cominciano a rigermogliare da sotto, un fenomeno nuovo che non avevo mai visto. Probabilmente stanno adattandosi a un clima subtropicale che prevede cicli produttivi molto più ravvicinati, senza sosta, diciamo, del caldo, e questo è quello che sta succedendo, insomma, no? Poi d'altra parte stiamo facendo prodotti che non c'erano prima, in Sicilia ormai siamo produttori di mango, siamo produttori di avogado in maniera massiccia, di caffè, insomma sta cambiando il clima, doveva cambiare, sta cambiando in tempi e in modalità che non conosciamo, che ci sorprendono continuamente, però stranamente pur sapendolo siamo ancora fermi lì al palo, nel senso che adesso tra un po' bucciamo le centrali a carbone. Cioè, continuiamo a produrre CO2 che evidentemente CO2 o gas clima alteranti che evidentemente sono all'origine di questa catastrofe mondiale ormai, insomma. Presidente, noi nei nostri reportage e le varie volte che abbiamo visitato insomma il comparto agricolo abbiamo ricordato le difficoltà vissute appunto dalla vostra grande famiglia, e cioè il costo delle materie prime alle stelle, carburante insomma che continua a lievitare. Quindi stiamo parlando sicuramente delle consegne con i mezzi e anche l'utilizzo, come si diceva a inizio collegamento, i mezzi agricoli. Insomma, non dimentichiamo la corrente elettrica e non dimentichiamoci anche appunto i materiali plastici. Com'è la situazione? Quali sono le principali difficoltà oltre al maltempo? Ricordiamo le 2 recenti grandinate che hanno messo sicuramente in difficoltà o anche in ginocchio alcune realtà produttive locali. Ma credo che il discorso si farebbe abbastanza lungo, provo a sintetizzare in breve. Qui siamo in un'azienda biologica, se voi avete la possibilità magari di spostarvi di qualche centinaio di metri, non troverete nessuno degli alberi che ci sono qua, non troverete la rotazione agraria che c'è qua, non troverete un ambiente complessivo che l'agricoltura ormai ha desertificato. E questo non è un aspetto secondario rispetto al tema dell'acqua, perché l'acqua si evapora quando è buttata in un campo nudo nel deserto. Il problema è che noi stiamo irrigando soprattutto per produrre alimenti per animali, cioè mais e soia. Erba medica? Un po' meno, perché non si irriga neanche tanto erba medica, ma soprattutto cereali e legumi come la soia che vanno destinati all'alimentazione animale, quando non peggio a produrre biogas, che è una delle risorse di adesso, dove dal punto di vista anche etico, insomma, sprecare l'ultima acqua residua per fare biogas e quindi speculare sugli incentivi della bolletta per le energie rinnovabili, che rinnovabili non sono a questo punto, mi sembra una cosa che, d'altra parte, non possiamo colpevolizzare gli agricoltori, stanno seguendo uno schema che in qualche modo è una strada tracciata. Io parto da lontano, io direi che bisogna abituarsi a chiedere agli agricoltori di cambiare sistema, e per cambiare sistema bisogna pagarli di più, bisogna pagare il cibo quello che vale,
e credo che ci troveremo di fronte a doverlo pagare di più per forza, non per scelta, perché mancando l'acqua, e quest'acqua ormai non c'è più, perché oggi qua intorno si sta pompando acqua sulla soia per farla nascere, per fare il secondo raccolto, perché se il contadino non fa il secondo raccolto non porta a casa la pagnotta a fine anno, se non fa il massimo della produzione non porta a casa la pagnotta, perché il valore delle materie prime pagate all'agricoltura è generalmente insufficiente a coprire, e adesso stiamo peggiorando, lo ricordavi tu giustamente, le materie prime, siamo soggetti alla speculazione energetica e sull'energia in generale adesso, quale per le aziende produttive come l'agricoltura insomma è una mazzata. Presidente, non so come ammortizzabile, non lo so. le posso chiedere, ma c'è una ricetta, una cura? Nel senso, lei quando siamo arrivati continuava a dire stiamo sprecando, l'acqua non c'è più. C'è un metodo appunto più intelligente per ottimizzare insomma le scarse risorse idriche che abbiamo? Sento parlare continuamente di questa irrigazione a goccia, è utile? Assolutamente sì, infatti in orticoltura specializzata ormai chi fa l'orticoltura in maniera intelligente non usa difficilmente l'irrigazione a pioggia, o peggio per sommersione come si fa nei prati stabili o nel mais in certe zone del Trevigiano, della Pedemontana. Si usa l'irrigazione a goccia, comporta una certa tecnologia, comporta un uso di sostanze plastiche, ma però dal punto di vista dell'utilizzo della risorsa idrica è assolutamente una differenza abissale con i vecchi metodi. È solo questa la ricetta o c'è altro? In sintesi. Beh, in sintesi noi stiamo gestendo, questo lo trovate in ogni notiziario, insomma, in ogni giornale adesso, stiamo gestendo la risorsa idrica a livello di consorzi, a livello di gestione pubblica in maniera dissennata. Noi ricordiamo che solo quella destinata a uso potabile, che è soltanto l'8% del 100% che si usa, perché poi alla fine sembra che noi dobbiamo tutti correre, io l'ho sempre fatto a chiudere l'acqua quando ci laviamo i denti, io l'ho sempre fatto, oggi me lo raccomandano, però il consumo di acqua per uso civile è l'8%. Quell'8% comporta anche un 40% di perdite della rete idrica, sì, che nessuno si è preoccupato di sistemare finora. E questo criterio, questo tipo di servizio si moltiplica in proporzione per la gestione della risorsa idrica destinata all'agricoltura piuttosto che all'industria, piuttosto che ai servizi. Quindi il Paese deve assolutamente tener conto che nei prossimi anni l'acqua sarà un bene più che prezioso, il clima cambia, dovremo cambiare modello alimentare, probabilmente dovremo comprare roba da più vicino e fare meno costi e pagare di più il contadino. Se vogliamo chiedere anche della qualità, certo, se vogliamo chiedere che faccia degli investimenti per cambiare. Presidente, io in conclusione, ringraziandola, vorrei anche ricordare che si stanno verificando vari furti di acqua dalla rete idrica pubblica con appunto delle autocisterne che prelevano magari da idranti appunto legati al mondo della sicurezza o, ripeto, della rete pubblica idrica, e ci sono anche dei furbi che hanno attivato un pescaggio abusivo da canali o da fiumi, quindi ci sono indagini in corso qua e là per tutto il territorio nazionale. Se non ci sono domande io cedo nuovamente a voi studio la parola, ringraziando naturalmente il presidente della cooperativa agrobiologica El Tamiso, Franco Zecchinato. Grazie a voi. Salve.